Collega, cosa mi sta cercando? Mi dà qua. È una... Pezzo d'oro! Amici follower, Ma soprattutto... amici, Ehi ho! Andiamo a spazzolare, la 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 la. siamo pronti per andare a spazzolare un nuovo campo. Dopo tanta pioggia, Che do marron, amici, che do marron. si parte. Si parte su questo campetto qua. Guardiamo se i colombi, socio, i nostri colombi che ci sono venuti a trovare, se ci hanno piantato qualcosa di buono. Andiamo! Oh, Ho il primo segnalino di oggi, sembrava buono. sembrava. Adesso mi gracchia. Ho tolto un po' di terra e mi gracchia. La fortuna che siamo questa volta su un terreno più sabbioso e non abbiamo il problema di infangarsi in maniera estrema le scarpe. Speriamo, perché l'altra volta è stato... Ed è... abbiamo già il primo interferenza. Mettiamo un po' più in là. Esatto. Vediamo qua cosa ci darà. C'è qualcosa lì vicino. Mi dà qua. È una batteria o un qualcosa? No, è Ha un tubicino di ferro. sì. Allora, iniziamo oggi la prima puntata. Con un pezzo di me. Ok. Un pezzo di me. Il primo pezzo di me. Tu. Andiamo. E c'è anche Sanremo tra un po'. Allora devo schiarirmi la voce. Ricordiamo di chiudere sempre Sempre le buche. e chiedere permesso al Il contadino. nostro amico contadino. Collega, cosa mi sta cercando? Socio, ho trovato, credo, un tappo. Sì. Si è ricordato di prendere lo spazzolino che si era dimenticato? Quando sento fare questo significa che si è dimenticato. Mi sto solo schiarendo la voce. È un tappo, sì. È un tappo, vero? Sì. Non vale neanche la pena pulire lo spazzolino. No. Non dico niente. In teoria, socio, l'abbiamo tirato fuori. In teoria. Poi teoria. vediamo. Ah, eccolo, è un tappo quello lì. Oh. Ma neanche un tappo, quelli lì sembrano quelli delle tic tac, Questa una è scatolettina. una scatolettina. Andiamo piano. Lì è una scatola o un tappo? Che forte rivenire. Ah, socio. Hai visto? Sì, se avevamo lo spazzolino, se lei non si dimenticava È lo vero, spazzolino. dimenticavo di ricordargli. Sì, perché lei si dimentica. Lei sa dove tengo io la roba a casa e lei si dimentica. Allora, questa è una scatolina, come diceva lei molto probabilmente, di tic tac. Sì, tipo le Saila, Sì. o le liquirizie, Le sai la liquirizia menta. che normalmente aveva anche un foro sul lato che tu Eh, svuotavi la ah. scatola, C'è scritto qualcosa, vedi? ti controlli contorno se c'è qualche foro di quelli là lateralmente. Nuocella, vedi? Allora, guardi. C'è nuocella tua, nuocella... sì, amici, voi, dal QR code qua, dal codice a barre, riuscite a risalire a che tappo si tratta? Scrivetelo pure nei commenti, perché ci piace assai che voi scrivete e noi... Rispondiamo. Bravissimo socio, andiamo avanti? E si prosegue. Andiamo avanti, chiudiamo qua la buchina. Un 16. Ed è un sigillo. Oh, Un sigillo di quelli di salami. degli alcolici. O no, di alcolici. alcolici. Sì. Naturalmente non avendo spazzolino. Ragazzi, la farmacia era chiusa e uno non è che va... No, socio. Vediamo un attimino se si riesce a ingrandire un attimino. Farmacia cosa chiusa. potrebbe essere. Vado a levarmi lo spazzolino per lavarmi i denti? Che poi non ho questo bel sorriso, socio. Sì, lei mi insegna. comunque un sigillo. Io Ah, per opterei, garanzia. sì, Sì, io visto che- opterei. Abbiamo da mezz'oretta e non abbiamo trovato ancora nulla di interessante. Opteresti... per Apriamo mettere- la Dropbox. Mitica, ragazzi. Sì. Iscrivetevi al canale, se vedete i nostri filmati, basta che clac, vi iscrivete, a noi serve tantissimo, vero socio? Esatto. Grazie. E aggiungiamo. E grazie anche ai 4.300 e oltre iscritti del nostro canale. Grazie ragazzi, vi abbracciamo tutti, vero socio? Dal Esatto. primo all'ultimo, e un basotto grande alle nostre amiche, perché noi alle amiche ci crediamo. Socio mi dava un bel segnalino qua sotto, anche questo funziona. Vediamo se l'abbiamo spazzolato fuori. No, ho già scaraventato fuori. Allora, fuori l'abbiamo scaraventato. Ah, socio, Eccolo qua, lo vedo anch'io. un ditale. Un ditale. Bello. Allora, lo prendo. A lei l'onere. Intanto io chiudo la buca, perché Chiuda. sempre chiudere la buca, mi raccomando, nel rispetto del contadino, del campo e della terra, perché la terra ci deve sempre... Ottimi frutti. Bravissimo socio, guardiamo. Ed ecco qui a lei. Ha Ah, anche la sua pezzetta preferita? sì, allora, lei mi ricordi la prossima volta, socio, pezzetta nuova, Ok. questa ormai, vedete, È è pezzata. un po' pezzente, questa pezzetta è un pezzente, e lo spazzolino, spazzolino. che lei si è dimenticato. Sì. Perché lei si dimentica di dirmi, avendo piacere, Sì. Herbert Alzheimer. Alzheimer. E quindi mi dimentico. Socio,
Allora, non male, ecco qui. non male, un ditale che vi ricordo serviva alle donne, no? Quando venivano qui ad accompagnare gli uomini E rammendavano. per rammendare. Che rammendavano la gente. Si rammendavano, no? Che adesso io non mi ricordo, è rammendo. C'è anche una canzone, Do You Rammendo? No? Famosa. A lei l'onere, socio, a lei. Ecco qui. E l'onore, a lei l'onore di Appoggiarlo dentro. appoggiarlo. Adesso mi trova anche appoggiarlo. Mi trova tutti i sinonimi possibili, ma lei mi studia la mattina. Certo. Lei mi studia e mi vuole trarre in errore. Lei mi vuole trarre in errore. Lei mi studia tutti questi cosi, questi vocaboli per non dire quella frase che a me piace, quella parola che a me piace Che tanto. non capisco quale. Sì, Ops! Ah, socio, in superficie un pezzo di me. Guarda, È una... pezzo d'oro. un pezzo da... Vedi? Magari un Pezzo d'oro luccicante. luccicante, 10 milioni di dollari e mettiamo qua, proprio in superficie, senza scavare. La terra delle volte cosa fa? Socio, la mi tiene lo scogliosi così, da per terra. Voi non vedete, amici, ma quando vedete le inquadrature giù per terra, il mio socio ha fatto una lezione di Marines. Con la telecamera, lui fa così, questi denti, la telecamera, e vi inquadra e vi fa vedere, guardate che si mette giù a carponi, guardate. Vedete? Lui così, lui filma, è Nick Spielberg, ragazzi. Qui abbiamo Nick Spielberg. Andiamo avanti, su. Andiamo su. La prima volta che scavo proprio qui. Dai, su. Sì. Allora, tirato Si fuori. perde, mi si perde. Socio, c'è Sanremo. Perché Ah, si sta ricordi- preparando, vero, vero. ricordati. Perché amici, tra poco ci sarà la Questa è canzone la nostra di Sanremo. canzone, perché Sanremo è Sanremo. Andiamo. Qua suona. Ah, Pezzo di alluminio. sì. Un pezzo di alluminio, senz'altro. Sì, sarà di qualche cosa. No, non è. C'è qualcosa. Ho visto qualcosa. Socio, sai cos'è questa? Sai cosa le dico? Le do una mano, guardi. Io cerco di lei rumegare. mi sta rumegando nelle Sì. mie tasche. Sì. Lei, meno male che il portafoglio lo ha a casa, amici. Vede? Perché Allora, il mio guardi. socio, guardi. Ah, quella di cani. Socio, la tassa dei cani. Guardi come Guardi. la sto pulendo Guardi. bene, come mi sto facendo il Lei bagno. lei mi sta Visto? lei mi sta evaporando tutta l'acqua santiera, Sì. Sì. È vero. Ecco qua. Mi prendo la stoccetta. Se avete delle spazzole per pulire. Allora. Questa era la tassa. La Di chi? tassa Di chi? Di chi? Di chi? Chi tassava? Chi tassavano? Chi ta- qui? Come usavano tassare? Questa era la tassa, eccola qua. Questo pagava, perché avendolo Eh sì, ha pagato. avendo avuto. Allora, guarda un secondo. Allora, cosa leggi, socio? Sempre come già quelli che abbiamo trovato tanto tempo fa. Comune di Cavarzere, Comune. tassa sui cani, Esatto. numero 156. Però, amici, colpaccino! Colpaccino, una cosa veloce così. Fatto, colpaccino. Do a lei l'onere, come lei mi Ecco insegna. qui. Le apro, Fantastico, le fantastico. apro. Aspetta che mi Guardi, pulisco i pantaloni, piano così la moglie sarà piano- contenta. Il cielo si sta aprendo. Ci Guarda, inizia a guarda, baciare il sole, tra poco, il sole, tra guarda. poco. Tra poco ci inizia a Guarda baciare. come ci sta cominciando a baciare. Perché, amici, ma soprattutto amici, il sole bacia i belli. E con questa perla di saggezza Lei aggiungiamo aggiungiamo. alla Dropbox. Bravo. Socio, lei Vedi che avevo ragione? lei Vedi mi che avevo fa. ragione? Allora, per tutti quelli che fanno metal detecting, è assodata sta cosa. Voi prendete la Dropbox, casomai vi diamo il nostro adesivo, ve lo mandiamo a casa, basta che ci scrivete nei commenti il vostro indirizzo, vero socio? Esatto. Noi ve lo spediamo a casa. Il nostro Anzi, ma l'indirizzo ce lo danno in privato, ecco. scrivete nei commenti che volete il nostro adesivo e poi nel privato ci mettete l'indirizzo, noi ve lo mandiamo a casa senza impegno, senza nulla, non vi facciamo pagare neanche le spese di spedizione, basta che ci invitate a casa vostra gratis, cioè noi dobbiamo spendere una lira Con la la famosa CPC. colazione Pranzo? e cena. Mi sembra una mastrotta. Esatto. Andiamo avanti, socio? Andiamo avanti. Lei mi sbaglia sempre il foro, lei mi mette le cose dove non devono andare, io non lo so. Lei ha tanti fori, non mi ricordo che foro sia. Capito, Con ma- questo andiamo avanti. Sempre io i fuori. Cioè, andiamo a vedere di cosa si tratta, di cosa ci sarà qui sotto. Abbiamo spazzolato fuori. Andiamo. Ce l'ho in mano. Ce l'ho in mano. È piatto, E piatto. ha una forma tipo Ah, cuoricino. Esatto. Sembra quasi un cuoricino, è un cuoricino di San Valentino. Socio, amiamo noi i nostri follower, vero? Sai cos'è questa forse? Una chiave. Potrebbe anche essere, sì, Potrebbe? potrebbe. Ah. Poi, Dai. allora, i nostri amici sicuramente Da casa ne hanno una mezza idea. Perché, sì, perché è mezza chiave. mezza. È per quello che hanno una mezza idea. Esatto. Se era intera avevano un'idea, giusto socio? Giusto. Quindi vediamo questo oggetto misterioso. Ripeto, sembra una Sembra. chiave, un pezzo di una chiave. Vecchia, ovviamente. Ma lo scriveranno sui commenti. Esatto, noi lo mettiamo qua. Che vediamo se troviamo qualcos'altro. Giusto socio? Giusto.
e come vedete chiude sempre le buche. Oh, c'è qualcosa qua. C'è qualcosa. Chi lo sa? Oh, un piombino, socio. Oh, è un po' che non troviamo un piombo. Sì, un piombo. Che c'è qualcuno che ci ha detto di mettere in parte per una nuova fusione. Allora, Allora, è un piombo senza nessuna scritta, molto semplice. un piombo Diciamo semplice. sì, c'ha solo una numerazione dalla parte di qua e qua non c'è praticamente nulla. dai. Ok. Socio, Sì. la mi inquadri me che sono il protagonista di tutto YouTube, cioè non è che la mi inquadri allora, cari telespettatori, abbiamo visto una cosa, c'era un segnalino e abbiamo trovato in superficie un altro piombo vicino all'altro piombo. Se Eccolo voi qui. avete bisogno di piombi, noi ve li diamo incomodato d'uso, socio. Me lo metti dentro la mia saccoccia, nella tasca giusta. Ecco qui. Oh, Perfetto. bravissimo, bravissimo. E proseguiamo. Allegria. Allegria. Abbiamo trovato questo, socio, che di qua, vedi, ci sono come due borchiette, Due agganci Sì. per capirsi. però E dal lato di qua niente, ho provato anche a ripulire, ma non c'è assolutamente. no, nessun tipo di C'è disegno. solamente quel foro lì. Sì, che non è neanche un foro, perché sì, o forse sarà un foro passante. Se qualche amico sa Amicia, sa di cosa si tratta? lo scriva sui commenti. Un commentino. Tanto per capire. Esatto. E ora, socio, siamo arrivati? All'angolo dei saluti. Partiamo e salutiamo Mickey Mouse e gli auguriamo una pronta guarigione, vero socio? Esatto. Un abbraccione, fai finta che siamo lì. Poi salutiamo Klaus Zena, spero di aver pronunciato bene, Gianni Bertelli, sua moglie Nicoletta e i gemelli Matteo e Giulia che ci hanno chiesto di salutarli. Un abbraccione da parte di Daniele e Nicola. Esatto. E se volete i esatto. saluti, cosa dobbiamo fare? Basta, solo che ce li iscrivete nei commenti, come avete fatto. E con il sole che sta cominciando a slinguazzarmi tutto il viso, andiamo avanti. Socio, Eccomi. inutile che lei mi vada a riprendere i meandri. Ma guardi come ha cambiato la giornata. Per forza, noi portiamo l'allegria, il sorriso, noi portiamo il sole. Socio, su questa buchina qua, Sì. guardami cosa le trovo, guardi. Se non erro, Un'altra medaglietta. sì. Sì. Qua c'era un allevamento qua di cani. È molto probabilmente, sai, qua c'era Adesso qualcosa. vediamo il numero sequenziale. Sempre Cavarzere, sempre Sempre. Cavarzere, sì. È un 102, tassa sui cani. 1950, guarda quello che si vede adesso su questo. Mamma mia, mi ha fatto prendere paura. Perché? Mi ha fatto... Ah, lei ha preso Sì. lei mi è sussurrato. Mi ha fatto un attimo- Lei ha avuto un movimento un sussultorio. Sì, sono proprio... Gli ho detto. Che lei ha studiato, vero? Sono laureato oltre che in botanica, sono laureato anche, ho preso una laurea in vulcanologia. Volevo anche salutare lo zio di Vicenza. Lo zio di Vicenza. Sì, lo zio di Vicenza che anche lui, come lei, è un grande studioso. Anche lo zio. È dottorato. Lo zio, la salutiamo. Via. Allora, tassa sui cani, 1900 e sembra un 50. 56 potrebbe essere. Sai che le dico Mi che sa è che è un un 56? 1956, 102 come numero. Chi avesse perso il cane con la targhetta e sta ancora cercando il cane Sì. del 56, ce lo dica che noi abbiamo la targhetta. E le do mi sono incantato prendo un attimo dall'emozione, io. Sì, perché sì. due colpaccini, socio. Oggi Vedi? due colpaccini. Qualche problema, sì. Per non far vedere che noi non diciamo ciance, che uno dice l'avete risotterrata. No. Ecco qui. 156 e 102. E proseguiamo. Proseguiamo. Hola! Oh, in diretta gli amici di Detector Shop. Eccoci qua, ciao ragazzi! Ciao ragazzi, Come va con la fiera? dalla Fiera Pescare Show. Oh, ciao Leonardo. Questi chi cazzo sono? Ragazzi, come va? Tutto bene, stiamo cercando qua una nuova terra. Chissà quali frutti che ci darà. Voi tutto bene lì? Sì. Allora fra un po' vi facciamo scoprire il Legend 2. Volentieri, lo testiamo. Grazie mille ragazzi. Avete visto, ho fatto una videochiamata con gli amici di Detector Shop Italia che erano in fiera, abbiamo dovuto mettere giù perché c'era gente, insomma. E li salutiamo, gli diamo un grande abbraccione, vero? A Gian e anche a Leonardo Ciocca. Un segnale. Sì. Andiamo a vedere di cosa si tratta, cosa ci nasconderà codesto terreno, codesta zolla. Allora, cosa si tratta? Ma un pezzo di lamirino. Ah, un lamirino? Sì, niente di che, purtroppo. Socio? Sì. Un segnalino anche a Xica. Ci abbiamo. Sembrerebbe che lo abbiamo tirato fuori. Sembri uno Adesso del posto. parlo come che parlaria uno del posto keeper per far capire, no? I nostri amici anche da fuori che capiscono cosa vuol dire. Parla un Veneto stretto. Molto stretto. Italian Veneto.
cosa mi ha trovato? Un pezzo di me? Sì, un pezzo di me. Niente. Proseguiamo. Proseguiamo. Anche perché noi dell'Alto Ducato del Veneto dirò qualcosa che farà incassare qualcuno, no? Hai capito? Che noi del Principato del Veneto confiniamo con l'Italia, capito, vero socio? Sì. Vogliamo l'indipendenza. E approfittiamo verso salutato gli amici di Rimini per dirvi che qua abbiamo scavato una buca e la buca faccio molto veloce, abbiamo trovato qualcosa, cioè qua non suona più, l'abbiamo tirato fuori qua, andiamo a vedere qua cosa c'è in giro, qua c'è, ma qua suona, mi dice, cioè, faccio tutte queste cose qui suona, il metro tetto suona, noi andiamo a vedere il point che suona qua, suona in continuazione qua, suona in continuazione. Vediamo cosa abbiamo trovato. Qua ci suona ancora in continuazione. Qua perché continua a suonare in continuazione? C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va qua. Socio, ma le mi quadri qua. Mi sembra ci sia una monetina qua. Guarda se non c'è una monetina, guarda. Guarda se non c'è una monetina qua, che sono stato bravo. Sembra una monetina. Sono stato bravo, ho scavato tutto a fondo, sono andato sotto e scavato, che sembrava un cane da tartufo, vero? Adesso andiamo a vedere qua di cosa si tratta questa monetina qua, c'è una monetina. Mettiamo via il pointer qua. Mettiamo via un po', metti via il pointer. Qua non riesco. Socio, non è una monetina, c'è la Cos'è? piccagnolino. C'è il piccagnolo. C'è la piccagnolo qua. Sì. Hai lo spassolino? Non ho lo Ti spazio. sei dimenticato lo spassolino. Però lei ha la Come pezzetta qua. si fa? Ma come si fa a dimenticare lo spassolino? Succede. L'età fa sì che mi dimentico. Esatto, prendo qua la straccetta, lo mettiamo qua la straccetta. Ecco qua. Oh, socio, una bottiglina molto vecchia. Molto Pensavo che dovesse bagnarla invece. No, che semmai c'è l'acqua sentiera se devo bagnare, socio. Oh. Bottiglina molto vecchia, molto tenuta male, per carità, non si vede granché, poi non abbiamo neanche spassolino, però questa è una bottiglietta. Con questa bottiglietta noi ringraziamo sempre gli angeli che ci seguono, no? Perché i nostri amici follower sono degli angeli proprio, avere la pazienza di seguirci noi. Ringraziamo e adesso do l'onore per questo colpaccione. Colpaccione, questo è un colpaccione. Il primo colpaccione Esatto. del giornata. Do l'onere al mio socio di... Non capisco perché è Sì. accerchiato da Che accerchiato? insetti che volano sopra la testa. Pensavo di essere accerchiato. Guardi, Perché, guardi socio, io sono tutto, sono la luce. è la luce. A lei l'onore, socio. Ecco qui, posato dentro. Bella, allora, pochi target oggi, ma molto comunque- molto belli, molto interessanti. Poca sporcizia, poca rumenta, non tanta roba. Infatti, guarda socio, se vuoi anche cosa, non abbiamo trovato granché. Sì, è vero. Campo abbastanza pulito. Mi pare... E partiamo col colpaccione. Onesto, c'è chi ride, chi ci crede, chi si sogna il grande colpo adesso. C'è chi sogna un doblone sotto il video fino a notte. Noi puntiamo più in alto con le facce un po' stravolte. Sul canale esplode il tifo. Colpaccione! Colpaccione! Troppo bella, socio! C'è chi sogna un doblone. E si prende un colpaccione! Sul canale esplode il tifo. Urla in casa. E cosa vi perdete se non ci seguite, socio? Cosa vi perdete, vero? Seguiteci, iscrivetevi, soprattutto. Mettete un like anche. Proseguiamo. Oh, Ah. qui, socio, un buchina. Qua, qualcosa c'è. E qua. Porca paletta. Trovate qualcosa? Giusto. Ci si è piantato il drone. Intanto qui ho un bottoncino, socio. Ah, ok. Questo è un bottoncino, mi sembra Wow. della guerra. Se lo vuole mettere nelle sue possenti ginocchia, che io guardo di prendere il drone. Questo è un bottoncino, probabilmente militare. Un attimo che controlliamo cosa mi sta combinando il mio collega. Cerca di far scendere il drone, ma non riesce a farlo scendere. Se gli do un colpo viene giù. Sì, viene giù. E se gli sparo Viene giù. Viene giù. Sì. non viene giù, socio. Guarda, io metto la piastrina. Mette la testrina, ma il drone non vuole scendere. Ho un'idea, io salgo sulle sue spalle Sì? e così lo facciamo atterrare. Dice? Dico. Proviamo. Allora, ritorniamo un attimo a noi. Sì, bottone militare credo, Allora, guarda, C'è qualcosa di io- scritto, socio. Provi Guarda. ad ingrandirlo. Ecco Riesce qui. a leggere qualcosa? Lei che è dritto, io sono storto. Allora, Prandovi. Comunque è un bottone Mille- con tre fori. Sì, aspetta che provo a... Milano, vedi? Sì, Allora qui c'è scritto Milano, giusto? sì, Prandoni può essere? potrebbe essere.
Se anche voi sapete di che marca potrebbe essere questo bottone, Apriamo la la... Dropbox, Esatto. e lei me lo Aggiungo dentro... oggi aggiungo alla alla nostra bellissima Dropbox. E cerchiamo di tirare giù il drone. Sì, andiamo. Cosa si ingegnerà il mio socio per tirare giù il drone? Dai che quasi quasi me l'ha preso. Però socio, che lei ha una mira eccezionale, guardi. Si muove però, Sì. Sì. No, più che altro secondo me la sta pigliando per il culo, socio. Sì, mi si Abbiamo sposta. il primo drone che la sta pigliando per il culo. Vede? Sta schivando il guanto. È un drone intelligente. Amici, è da domenica che il mio socio sta rincorrendo il drone, che dopo la botta che gli abbiamo dato con la Dropbox è partito, vero socio? Ce la fai? Sì. Io qui ho un È segnalino. andato circa 300-400 metri di distanza da noi. Io qui ho un segnalino, se lei magari invece di andare a prendere il drone mi segue, Con il allora piattone. qua ho un segnalino. E lei non mi ha aspettato per tirarlo fuori, giustamente. Sì, perché cosa faccio? Senti che piattone che ho. Se lei mi Forse è sa... la corsa che ho fatto. Cosa abbiamo? Un lamierino? Aspetta che do una guardata. Ma sembra... È a forma triangolare. Ah, socio, Sì? questa è un'altra targhetta dei cani. Un'altra? Sì, fatta in sta maniera qua. Socio, la mi riprendi? Perché? La mi Era riprendi un andato attimo? Esattamente. Dove Dove c'è quella casa lì in fondo? il mio socio Ho è fatto una partito. corsa, sì, perché ci sono anche dei fossati. Socio, riprendi? Sì, un attimo. Cioè no, me, riprenditi Sì, te, sì. che se ti perdo poi mica per niente, ma chi mi fa i video? Sai, questa qua la ripuliremo, socio. Qui in alto. Cani, seconda categoria, vedi? Sì. 48, questa adesso forse è più vecchia delle altre. 488 come numero, Vedi. e imposta sui cani. Eccola là, visto che c'è scritto? Allora, aggiungiamo la terza targhetta. Incredibile. Terza Incredibile. targhetta. Potrei dire ricco. alla Sì, fine. ma un po' di particolare, un po' particolare. sì, Tre sì. targhette, la votivetta, il ditale, il bel bottone e il sigillo che avevamo messo per Potrebbero essere anche, sverginare. dato che potrebbero essere anche stati a seconda delle varie categorie, cani da compagnia, cani da caccia, cani da guardia. Sì, cani, Dei cani. dei cagnetti. Andiamo avanti? Andiamo avanti. avanti. Oh, socio, Ullala. socio, la prima, Prima, a fine giornata, monetozza, vero? esatto. Oh, un Vittorio, senz'altro. La mi guardi, questi sono Sì. 2 centesimi secondo me. Lo pulisca. Ah, No, spiga. Spiga? Bene, a posto abbiamo 5 finito. centesimi spiga? Basta fine perché Sì. di spiga portano spiga. Dicono che quando trovi 5 centesimi spiga, porta spiga. E porta spiga. La spiga porta spiga. Allora, eccoli qui. Lei con la sua potente tecnica socio farà 5, vedere i nostri amici di che 5 anno. centimetri, deve essere delle 24, 1924. Sì, Tenuta anche benino, sì, dai. molto bene. Vittorio E qua Emanuele. è terzo. Terzo, non è fecondo, è ferfo. Sì. Hai visto? Momento mio, che non è fecondo, è ferfo. E con questa ultima cazzata, cosa ci resta da dire, socio? La aggiungiamo prima dentro la Dropbox. Esatto. Che oggi non mi ha fatto neanche. Lei non mi ha reso felice oggi. Devo dire la verità, oggi sono un po' arrabbiato con lei. Lo aggiungiamo. La aggiungiamo? Ecco, niente. Alla Dropbox. Se non ci vedete più, amici, Abbiamo farò divorziato. un video di divorzio dal mio socio. E ripeto, con questo ultimo target e con un abbraccione, cosa vi diciamo? Siamo arrivati alla fine di questo video. Anche oggi questa parola non mi piace, ma dobbiamo dirla perché l'ora è tarda, Un saluto particolare a Detector Shop che ci ha omaggiato della loro presenza in questo video. Abbiamo salutati, un bacione ancora a tutti quanti, grazie di seguirci, di supportarci, non vi resta da dire di iscrivervi al nostro canale e ci vediamo Come al solito, domenica alle 13:30 su nostro canale Dan.Nick Metal Detector. Ciao amici! YouTube. Ciao. Ciao.